Buongiorno, sono la dottoressa Leoni, sono responsabile della cardiologia 2 del Sant'Antonio dell'azienda ospedaliera di Padova. Vi parlerò dell'infarto. Cos'è l'infarto? L'infarto è dovuto a una ostruzione di un vaso del cuore. Questi vasi, che sono delle arterie, sono responsabili dell'apporto di sangue e di ossigeno al muscolo cardiaco. In alcune circostanze, a seguito di alcune situazioni di cui parleremo più avanti, queste arterie si possono ammalare e si possono ostruire. L'ostruzione dell'arteria determina quello che noi chiamiamo infarto. A volte l'ostruzione non è definitiva e quindi dà il danno al cuore e l'infarto, a volte è intermittente e questo è un segnale premonitore molto importante perché l'intermittenza comporta un dolore al torace oppure una riduzione della capacità di fare lo sforzo che si chiama angina tecnicamente e che è premonitrice e indicatrice di una possibile malattia dei vasi cardiaci. Quando abbiamo questo tipo di disturbo intermittente che ci viene da sforzo oppure che quando facciamo un'attività fisica vediamo che non riusciamo più a fare quello che facevamo un mese prima, dobbiamo allarmarci e dobbiamo andare da un cardiologo che valuterà tutte le situazioni e porrà le indicazioni a ulteriori valutazioni. Quando però compare un dolore toracico che non è intermittente, che è continuo, quello può essere il sintomo, è il sintomo principale dell'infarto e in quel caso noi dobbiamo allarmarci. Quando si ha un dolore toracico dobbiamo immediatamente allarmare le persone che sono con noi e chiamare il 118. Il dolore toracico può essere dovuto a tante cause, non è detto che sia sicuramente un infarto, può essere dovuto ad altre cose, ma è meglio allarmarsi per una cosa che magari è benigna piuttosto che trascurare o sottovalutare una cosa che è potenzialmente estremamente pericolosa. Per cui, in presenza di un dolore toracico oppressivo che pesa nella parte anteriore del torace, che si associa a mancanza di fiato, che si associa a sudorazione importante, che si associa a senso di mancamento, a volte anche a cardiopalmo, dobbiamo subito allarmare le persone che sono con noi. Se siamo da soli, allarmiamo subito il 118. Il 118 bisogna dare delle indicazioni chiare, non bisogna dire ho mangiato troppo o altre cose, bisogna dire ho un dolore forte al petto, mi manca il fiato, sento un'oppressione. A volte non è solo dolore al petto, a volte si irradia anche al braccio, ma non sempre questo accade. Altre volte può irradiarsi addirittura alla mandibola e pensare magari che sia qualcosa di diverso. In ogni caso va dato l'allarme. Perché? Perché nel momento in cui noi diamo l'allarme e lo diamo nella maniera corretta, si innesca un meccanismo che si chiama protocollo subito, un meccanismo di allerta, esce un'ambulanza, esce un medico e arriva a casa del paziente. Come interviene il 118 quando arriva? La prima cosa che fa è l'elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma è uno strumento indispensabile perché è lo strumento più semplice, più veloce che ci dà la diagnosi dell'infarto in corso. A Padova, come in tutta Italia, ma noi siamo stati i premonitori più di 20 anni fa, a Padova c'è un protocollo, appunto chiamato protocollo subito, che vuole portare in ospedale e intervenire sulla riapertura di questi vasi che si sono chiusi il più presto possibile. Quindi l'elettrocardiogramma fatto a casa viene inviato all'ospedale, per Padova alla nostra azienda ospedaliera, ma questo avviene anche in tutti gli altri ospedali del Veneto, viene inviato all'ospedale, c'è un medico lì H24 che vede questi tracciati e che dà indicazione di portare il paziente in pronto soccorso qualora non ci siano i segni dell'infarto o di portarlo direttamente in cardiologia e in emodinamica, dove si faranno le procedure per cercare di aprire questo vaso.
Quali sono le procedure? L'angioplastica primaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente viene portato in una sala operatoria, viene punta un'arteria al polso e tramite quella si arriva all'interno del cuore con dei piccoli cateteri, si vanno a vedere le coronarie con un liquido che si chiama mezzo di contrasto e se sono occluse con una serie di strumenti si vanno a riaprire. Più presto questo viene fatto, più cuore si salva. Il tempo è cuore. Quindi quando si ha un dolore toracico non sottovalutarlo, torno a dire, è meglio andare in pronto soccorso per niente piuttosto che sottovalutare una cosa importante, perché prima arriviamo in ospedale, prima apriamo il vaso, più cuore si salva, più aspettiamo, più cuore andiamo a perdere e questo comporterà poi delle problematiche in futuro. Una cosa importante, e questo è rivolto ai familiari o agli astanti, le persone che lavorano con persone che hanno un dolore toracico, è che a volte questo dolore non si limita ad essere un dolore, ma va a causare quella che noi chiamiamo sincope, cioè la persona che ha il dolore toracico può perdere conoscenza. Questo è un evento estremamente grave che deve essere risolto subito ed è importante che tutta la popolazione conosca i protocolli di rianimazione, cioè fare un massaggio cardiaco, allertare immediatamente il pronto soccorso e seguire le indicazioni che vengono date. Questo può salvare una vita, anche se fatto da persone che non sono esperte in questa cosa. Il paziente non va lasciato lì da solo finché si aspetta, si deve cercare di fare qualcosa perché l'arresto cardiaco è il cuore che non pompa sangue. Se noi riusciamo con un massaggio cardiaco, anche diciamo non professionale, riusciamo a far circolare un po' di sangue, salviamo la vita di quella persona. Com'è la vita dopo un infarto? L'infarto è un evento importante nella vita di chiunque che dà una sensazione molto spesso nel post di impotenza. Ci si rende conto che non riusciamo a controllare tutto quello che avviene in noi o attorno a noi. È importante che la persona che ha avuto un infarto capisca che quello è stato un evento, è avvenuto, si è fatto tutto quello che si doveva fare per recuperare quel cuore, ma quel cuore deve essere rimesso nelle condizioni di lavorare nella maniera adeguata. Quindi bisogna intraprendere un percorso di prevenzione di tutti quei fattori di rischio che favoriscono la malattia di questi vasi e di cui fra poco parleremo, ma soprattutto deve iniziare un percorso di attività fisica costante, di riabilitazione cardiologica e attività fisica costante, che non deve essere un'attività estrema, ma deve essere un'attività costante. Questo favorisce la formazione di piccoli vasi accessori all'interno del cuore che possono andare nel tempo a favorire dei bypass naturali di queste arterie che possono ostruirsi. Quindi la vita dopo l'infarto deve ritornare alla normalità, deve avere dei controlli, il paziente periodici per verificare che quello che è stato fatto sia uguale, per verificare tutto ciò che può accadere nel tempo, per verificare che non vi siano altri sintomi che possono portare ad altri eventi, ma soprattutto deve ritornare alla normalità e deve fare attività fisica costante e sempre. Deve modificare la sua qualità di vita in termini di togliere i fattori di rischio e deve cercare ovviamente di ritornare a una normalità anche psicologica e questo a volte necessita di un aiuto. Buongiorno, sono dottor Saller, sono responsabile della medicina generale Sant'Antonio, ospedale Sant'Antonio dell'azienda ospedaliera di Padova. Nella medicina di oggi la prevenzione occupa un posto importante. La prevenzione cardiovascolare si classifica in due categorie. Una, quella primaria, che si occupa del paziente che non ha avuto eventi precedenti, che sta bene e vuole prevenire, diciamo, le malattie cardiovascolari. E quella secondaria, che è quella che si occupa di pazienti che hanno avuto eventi cardiovascolari come l'infarto, come l'ictus cerebrale e che devono fare di tutto per non avere una ricaduta. Quali sono i fattori di rischio cardiovascolari?
Ci sono quelli modificabili e quelli non modificabili. Quelli non modificabili sono la familiarità, pazienti che hanno una storia familiare, il papà e la mamma hanno avuto l'infarto, questi sono ad alto rischio. Mentre quelli modificabili sono notevoli, sono i principali sono il fumo di sigarette, l'uso appunto di tabagismo, sono il sovrappeso, sono patologie metaboliche, in primis il diabete mellito, e sono l'ipertensione arteriosa. Quali sono i principi per la correzione dei fattori di rischio? Innanzitutto è lo stile di vita, cioè noi dobbiamo intervenire sullo stile di vita in modo principalmente su alcuni parametri come l'alimentazione. Noi oggi sappiamo quale è l'alimentazione corretta e noi viviamo in un paese, ecco, che è la madre, ecco, della dieta mediterranea, che è la dieta per eccellenza che previene le malattie cardiovascolari, che spesso purtroppo viene disattesa. Naturalmente il fumo, sul fumo va intervenuto già in età giovanile, ecco, bisogna intervenire già in età in cui c'è una giusta educazione e la consapevolezza del danno che può creare il fumo. L'attività fisica è un importante apporto per la prevenzione cardiovascolare. Oggi c'è più consapevolezza, ecco, sull'argomento, però bisogna essere consapevoli che alla dieta va sempre associata anche l'attività fisica regolare, tutti i giorni, ogni giorno della settimana. Bisogna mettersi nell'ottica di svolgere dell'attività fisica. Quello che è importante nel prevenire le malattie cardiovascolari è il rispettare il ritmo che ci impone il nostro organismo. Per esempio il ritmo sonno-veglia, che è importante mantenere, ecco, con una certa regolarità. Bisogna avere certe ore di sonno, certe ore lavorative di veglia. Questo ha influenza naturalmente su tutti i parametri anche dello stress, che sono un altro fattore di rischio che va ridotto, controllato, sia per chi è in attività lavorativa, sia per chi magari è in pensione e comunque fa fatica a regolarizzarsi per la qualità, ecco, di vita, per il ritmo. Quali sono gli accertamenti che un soggetto che vuole fare prevenzione dovrebbe fare? Alcuni accertamenti biomorali, ecco, che chiede al proprio medico di medicina generale, che può essere un profilo glicemico e lipidico come il colesterolo, i trigliceridi, gli HDL, che danno un valore, ecco, del rischio, ecco, di andare incontro a malattie cardiovascolari.